Professor Bagnoli, durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura, lei ha detto che l'obiettivo è quello di stravincere. Cosa intende con questa affermazione? Beh, certo è una provocazione, nel senso che sarà già molto difficile arrivare nei primi 10, però se bisogna partire già ponendosi in qualche modo un obiettivo limitato non va bene. Quindi in termini provocatori ho detto che l'importante non è vincere, ma tutti si aspettavano, dal famoso detto decubertiano, partecipare, invece no. Noi vogliamo in qualche modo non solo partecipare ma vincere, se possibile stravincere. Lanciamo questo comunicato e vediamo se gli altri candidati come posso dire, spaventano e si ritirano, sarebbe già un risultato. Lei prima ha fatto anche una riflessione sul discorso che la società odierna ha questa smania di apparire, invece bisognerebbe ritrovare quel senso di comunità forse del passato. Ci può spiegare meglio questo suo concetto? Dicevo che nella tensione tra individuo e collettività abbiamo vissuto momenti diversi negli ultimi, direi, 40-50 anni. Dagli anni 80 agli anni 2000 c'è stato un tema del possesso come status, che possiamo sintetizzare nell'espressione io ho. Quindi io ho la casa, Cortina, io ho la macchina, io ho la moto e via dicendo. Un po' i personaggi iconici erano Berlusconi e forse ancora di più Briatore, no? Che chiama il suo locale billionaire. Dagli anni 2000 invece in qualche modo si è posto più l'ossessione sull'identità individuale e quindi sono nati, diciamo, fenomeni quali gli influencer, penso a Fedez e Ferragni. Entrambi in qualche modo ponevano non tanto l'enfasi sulle loro proprietà, sul loro possesso, quanto sul loro essere. In realtà ci sono dei segni in questo momento che sembrano portare a un'evoluzione di questa tensione tra individuo e collettività verso l'idea di un bisogno urgente di appartenere a qualcosa di più grande, avere un senso di appartenenza a qualcosa di più importante. Dicevo che in una lettera, grosso modo nel 1920, di un psicologo che si chiamava Romain Rolland, una lettera a Freud, scrisse che lui ogni tanto avvertiva questo sentimento oceanico, cioè il sentirsi di fronte a un oceano parte di qualcosa molto più grande e immergersi all'interno di questa qualcosa molto più grande. Ecco, questa visione che abbiamo sintetizzato col concetto di io siamo, credo sia quella che noi dobbiamo porre alla base della nostra candidatura per riscoprire il senso di comunità, facendo sì che le persone, pur mantenendo in qualche modo le loro distintività, si sentano parte di qualcosa di molto più grande di loro.